Tampone rapido in farmacia. Nel Vicentino non sono molte quelle che sono partite sul territorio dell'Uslotto, sono in 7. L'intesa è stata fatta, il protocollo siglato e prima di Natale c'è stato anche un boom di richieste, ma nella quotidianità i problemi pratici da affrontare e superare sono molteplici e di varia natura. Bisogna trovare anche uno spazio esterno alla farmacia per poterlo fare, questo io l'avrei già trovato, però al momento, ripeto, è l'infermiera il problema più grosso. Infermieri praticamente introvabili perché di fatto reclutate tutti o quasi del servizio sanitario, un problema che i farmacisti chiedono che venga superato e fanno una proposta. Poter fare i tamponi senza l'ausilio dell'operatore sanitario, ma bensì appunto con un corso specifico di formazione messo a disposizione anche da Federfarma, e quindi poter fare i tamponi a quelli delle fossette nasali, ad esempio, come succede anche in Trentino, come succede in Emilia Romagna, poterli fare in autonomia. Insomma, la volontà c'è ed anche dall'ordine dei farmacisti sembrano giungere novità, anche se ancora in fase di evoluzione. Da ieri sembra, le dico sembra, nel senso che stiamo aspettando una risposta ufficiale dai nostri organi, che possono essere Federfarma o l'ordine dei farmacisti, la possibilità di vendere al pubblico o addirittura di eseguire in farmacia il test rapido sierologico.